5 mesi fa l'esplosione del Ponte Vecchio, fatto brillare da 800 microcariche con un'operazione spettacolare e rispettosa dell'ambiente. Entro la metà di dicembre l'inaugurazione. È corso contro il tempo per rispettare il cronoprogramma e inaugurare nei 12 mesi previsti il nuovo ponte sul Brenta a Curtarolo lungo la strada Valsugana. Entro metà dicembre inaugureremo il ponte di Curtarolo, un'opera costata 4 milioni di euro, frutto della collaborazione fra Regione Veneto e Provincia di Padova, e sono arrivati a lavorare fino a 50 persone nel ponte, quindi si è proceduto speditamente con i lavori, e credo che questo sia un contributo fondamentale a quello che è il sistema viabilistico del Padovano e a quello che è tutto il sistema del lavoro, del collegamento nella nostra provincia di Padova. Un'opera fondamentale in un territorio tra i più ricchi di attività produttive di tutto il Veneto. A dicembre cambierà la viabilità. Il ponte usato in questi mesi resterà con funzioni ciclopedonali. Tutti i veicoli transiteranno invece sul nuovo manufatto.